Questo è uno dei più grandi eventi durante l'anno, lo abbiamo creato nel 2012 proprio per valorizzare i prodotti tipici locali. Siamo partiti dalla cipolla bisacquinese, che è un ecotipo, poi abbiamo aggiunto l'olio, che è particolarmente apprezzato, ma adesso si aggiungono sempre più prodotti, per esempio la carne di struzzo, la birra artigianale prodotta a Bisacquino, la salsa prodotta a Bisacquino, il miele bisacquinese. Tanti giovani che stanno cominciando a creare le proprie attività imprenditoriali, ricordandosi che l'agricoltura può dare veramente una certa soddisfazione se fatta bene. Allora, questo Festival delle Eccellenze bisacquinesi e del territorio quest'anno si arricchisce appunto di questa iniziativa della SMAP, anche legata a Agrigento, la capitale della cultura del 2025, quindi ha un valore aggiunto ancora di più. Questo triangolo Bisacquino, Giuliana e Chiusa vanta appunto un alto numero di centenari. Addirittura a Chiusa ci fu una persona che superò i 107 anni, e anche a Giuliana, ma anche a Bisacquino abbiamo avuto persone fino a qualche tempo fa che hanno raggiunto l'età di 103 anni. Qualità del cibo, qualità dell'acqua, qualità dell'aria e probabilmente qualità della vita. Possono mancare qualche servizio che nelle città si trovano, ma in compenso si trova quella tranquillità, quella pace, quella genuinità, quell'accoglienza che è tipica dei paesi dell'entroterra siciliano.